Serie B-Win, tutti i colori della passione. 38esima giornata del campionato di Serie B-Win. Allo stadio San Nicola va di scena la sfida tra Bari ed Ascoli, due squadre dalla classifica tranquilla ma dal momento opposto. Il Bari non vince da 4 turni, l'Ascoli invece reduce da un momento molto positivo con 4 vittorie consecutive. L'arbitro della sfida è il signor Irrati di Pistoia. Nell'Ascoli squalificato Sbaffo, riposano a sorpresa Soncin e Papawaigo, giocano in attacco Gerardi e Falconieri, mentre il Bari si affida al tridente composto da Defendi, da Forestieri e da Castiglio. La prima opportunità per il Bari, dopo 2 minuti ci prova Bogliassino direttamente su calcio di punizione, ma il pallone sorvola la porta difesa da Guarna. La risposta dei bianconeri con questo calcio di punizione che libera il colpo di testa Peccarisi, ma il difensore marchigiano non riesce a trovare il bersaglio grosso. Ancora Ascoli che prende stabilmente possesso della metà campo avversaria, ma ancora la conclusione con Falconieri, ma arriva la deviazione da parte di Cipitelli che mette il pallone in angolo. Si accende Forestieri, il più ispirato tra i suoi, va a calciare con il destro dopo un dribbling ubriacante, parato in 2 tempi di Guarna. Ancora Ascoli, va vuoto Garofalo, il traversone dalla destra di Scalise, arriva Parfait, traversa piena, la più clamorosa palla gol del primo tempo costruita dall'Ascoli, con il francese che non riesce a trovare però la rete del vantaggio. Insistono i giocatori di Silva e sfiorano ancora il vantaggio con Gerardi che vince un rimpallo, poi conclude con il sinistro. La parata di Lamanna, Vincenzo Torrente, tecnico del Bari, sembra molto deluso, la sua squadra soffre ma costruisce una buona palla gol sull'asse Castiglio Scavone con il tiro del centrocampista pugliese che viene rimpallato in calcio d'angolo. Garofalo, ancora uno scambio con Scavone, l'uscita bassa di Guarna a dire di no al terzino sinistro del Bari. Chiusura favorevole all'Ascoli, ancora Gerardi, controlla al limite, va a calciare con il sinistro, per poco non trova l'incrocio dei pali. 0-0 all'intervallo, si riprende senza sostituzioni, è un Bari però molto diverso nell'atteggiamento, quello che approccia la ripresa. Subito Castiglio, dopo un bel dialogo nello stretto con Forestieri, va a calciare ma lo fa debolmente, facilitando il lavoro di Guarna. Ancora la squadra di Torrente col bellissimo pallone di Bogliassino per Defendi che trova sulla sua strada ancora una volta il numero 1 dell'Ascoli. Inizia la girandola dei cambi, fuori Castiglio, dentro Stojan che era stato escluso un po' a sorpresa dal primo minuto, e l'attaccante romeno è subito vivace su questa verticalizzazione di Scavone, prova a incrociare con il sinistro ma la conclusione risulta debole. Una sostituzione anche nell'Ascoli, entra Soncin al posto di Falconieri, dunque Silva prova a dare maggior peso offensivo ai suoi, ma è sempre il Bari a fare la partita. Ancora Scavone, percussione centrale e potta mancina che sibila di pochi centimetri alla sinistra di Guarna. Continua il buon momento dei Galletti, De Falco ancora per Scavone, la girata e poi il gran colpo di Reni di Guarna a mettere il pallone in calcio d'angolo. Ci prova anche Polenta che si sgancia dalle retrovie, conclude però sulle gambe del portiere dell'Ascoli. È la penultima palla gol perché l'ultima arriva in pieno recupero su questa traversone da parte di Garofalo che viene allontanato così dal portiere marchigiano. Dunque finisce 0-0 al San Nicola, un punto prezioso in ottica salvezza per entrambe le squadre, ma per il Bari rimane un campionato al di sotto delle aspettative.